In collegamento telefonico l'amico giornalista del Gazzettino? No. Allora, tentiamo di collegarci più tardi. Allora, facciamo sedere intanto Raffaele Padrone, lo microfoniamo, che parliamo appunto degli ultimi accadimenti che sono avvenuti appunto nel cuore. Magari lo facciamo appunto accompagnare dall'altra parte, così guadagniamo anche un po' di tempo. Gli ultimi episodi che sono accaduti in città, che hanno portato la polizia di Stato appunto anche ad arrestare spacciatori. Avevamo anche parlato appunto di veri e propri blitz di polizia appunto sempre più improntata a un lavoro di intelligence. Beh, la scena insomma si ripete e addirittura vengono appunto beccati con le cosiddette appunto mani nella marmellata spacciatori, magari i soliti e i classici che tu dici, quelli che non ti immagineresti mai, invece no, sono appunto gli spacciatori, i figli di papà, no? Magari i liceali, gli studenti modello e quant'altro. Brava la polizia che ancora una volta, Raffaele Padrone, ha individuato il target, appunto l'obiettivo, e ha appunto messo fine a questo malcostume. Ma l'emergenza spaccio non si era conclusa a Pordenone, era stata ripulita la città. Ma innanzitutto grazie per i complimenti ai colleghi che hanno operato sul territorio, da dove sono partiti chiaramente direttamente da quello che stava succedendo in città, quindi da un semplice controllo di polizia, ma da un'attenta vigilanza del controllo. Quindi ben vengano queste iniziative dei colleghi. Ecco, in questo caso gli operatori, di cui chiaramente non faccio nome, ma sono operatori giovani che hanno una volontà di operare in città, di iniziare il loro mestiere, la loro professione nei migliori dei modi, quindi un ringraziamento anche a questi colleghi. Diciamo che lei ha detto se era stata debellata, ma guardi, la droga non sarà mai debellata. La droga non sarà mai debellata in qualsiasi città d'Italia, perché ormai questo fa parte di una attività commerciale illecita che insomma dovremmo essere abituati a queste cose. Certo, si possono ripulire sicuramente, come ha fatto l'attività implicita del questore, il dottor Marco Dorisio, nel togliere da un posto da ripulire una zona della città di Pordenone, tant'è che abbiamo voluto nel festeggiare il nostro patrono della polizia anche in quel punto dove la città si è ripresa una zona della città, che è dei cittadini onesti, dei cittadini che chiaramente nulla hanno a che fare con la malavita. Il problema è grave perché parliamo di persone minori. Questa è la gravità. O appena maggiorenni. Ma, 18 anni. Esatto, ma tra questi ci sono anche dei minori ed è questa l'attività che deve essere svolta davanti alle scuole, all'interno di questi circoli dove questi ragazzi si ritrovano. Quindi quello che spaventa non è tanto questo reato che ormai, ripeto, non possiamo debellare noi a Pordenone, non possiamo debellare in qualsiasi città d'Italia. Una cosa è certa, che anche negli ultimi arresti, quando poi abbiamo arrestato delle persone straniere, lo sa cosa hanno risposto quando gli abbiamo detto ma noi stiamo lavorando. È un lavoro anche quello, perché sia legale o illegale poco importa, per loro è un lavoro. Va bene, quindi continuiamo a riempire la nostra città di questi personaggi che fanno questa attività, questo lavoro, magari non pagano neanche le tasse, magari non voglio dire, no? Ecco, questa è ironica, però voglio dire che queste persone ritengono che sia una cosa ben fatta, ma sono, diciamo, degli spacciatori, certo. Sono persone che vendono morte, perché poi un ragazzino, abbiamo visto casi di Roma, la ragazza che viene stuprata, c'è un seguito, inizia un iter all'interno di questa
brutta strada, si arriva poi alle massime condizioni, che sono quelle che è successo a Roma, una ragazza che aveva già utilizzato, narcotizzata, fate quello che volete, però con questi risultati. Bene. E non vorremmo che nella nostra città possano capitare questi episodi. Questa è la gravità, perché è un territorio, al di là di tutto, è ancora un territorio sano, cioè voglio dire, il problema che noi dimentichiamo, che quando andiamo a fare anche le richieste di personale, l'abbiamo visto, no? Ci dicono che Pordenone è un territorio sano, ma ognuno pensi a casa sua e noi a Pordenone abbiamo dei problemi che prima non c'erano. Questa è la realtà. Bene. Io ringrazio come sempre Grazie il a voi. dottor Raffaele Padrone, vice segretario della FSP Polizia di Stato. Ci vediamo la settimana prossima. Devo avere in collegamento telefonico per parlare del capitolo sportivo l'amico Pierpaolo